Lo sblocco di questo cantiere, che vale quasi 500 milioni di euro, vuol dire lavoro, vuol dire migliore logistica per le aziende che abitano questo territorio. Ovviamente sappiamo che oltre al potenziamento autostradale bisogna agire sul ferro, come abbiamo sempre detto, e quindi gli investimenti sul porto di Trieste per il ferro, per il collegamento ferroviario, gli investimenti sulla velocizzazione della linea Venezia-Trieste. Insomma, credo che il territorio davvero stia vedendo cantieri e oggi è una buona giornata perché risolviamo problemi che si discutono da tanti anni. Sono anche cantieri più volte rimandati, come facciamo ad essere sicuri che non accadrà anche per i lotti in arrivo? No, non accadrà perché quello che oggi apriamo come cantiere è il risultato di un lavoro che abbiamo seminato l'anno scorso quando abbiamo concluso il protocollo d'intesa per la concessione in house, quindi quando abbiamo trasformato il contratto con la concessionaria Autovie in una concessione in house, e questo consentirà di dare garanzie di tutti i tipi, bancari e non solo, ai futuri lavori che arriveranno, quindi siamo davvero molto tranquilli su questo, anche sugli altri lotti che arriveranno. Che sia in house che sia new company ci sarà la proroga del governo della concessione? La concessione in house è una nuova concessione sostanzialmente, quindi avrà tutte le caratteristiche delle concessioni in house, non avrà più le incertezze legate alle proroghe e credo che sia stata la strada giusta quella che abbiamo scelto. I cantieri di oggi lo dimostrano. Vedo che da qui nasce un messaggio e arriva un messaggio a tutto il paese, cioè che è possibile fare le cose se ci si impegna insieme, enti locali, regioni e Stato, nel realizzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo delle nostre aziende. Presidente di Autovie Castagna, non è stato così facile arrivare a questo appuntamento con la partenza del terzo lotto? No, non è stato facile perché abbiamo dovuto praticamente rimettere mano in parte al piano economico finanziario, quindi reperire le risorse per poterlo comunque coprire dal punto di vista delle risorse finanziarie, e poi abbiamo in qualche modo dovuto rinegoziare anche con l'impresa l'aggiudicazione che era stata fatta ormai nel 2010 e ora iniziamo lavori nel 2016, insomma, e quindi la cosa si è protratta proprio per sostanzialmente queste ragioni. Qualcuno era scettico, però alla fine ce l'avete fatta? No, ce l'abbiamo fatta anche perché, ripeto, il terzo lotto era comunque un tassello di una riprogrammazione più complessiva di tutti i lotti della terza corsia, proprio perché vogliamo comunque assicurare dopo l'inizio di questi lavori per questo lotto la continuità sia per quanto riguarda il primo stralcio del quarto lotto e se avremo i finanziamenti, come io mi auguro e come ci è stato assicurato, del piano Juncker, anche il primo stralcio del secondo, e quindi potremo completare entro 2020-2021 tutto il tratto che va da Portogruaro a Palmanova, che è sempre quello che abbiamo sempre sostenuto essere quello più critico di tutta la tratta.